nice trench feeling like a beaver bum. Welcome, welcome, welcome in a teeter rock. Screwy mooey baby, hit the cedar jock. All you have to know, you gotta just want to take out the glitter bump, baby, do a rendezvous. Filippo Milan, qui con noi, giovane pasticcere della pasticceria Breda di Padova, ha vinto il primo premio di cake design al SIGEP di Rimini. Filippo, prima di tutto, congratulazioni. Grazie mille. Stiamo vedendo le immagini della straordinaria torta che ha vinto l'ambito titolo. Raccontaci qualcosa di più, intanto il tema, quanto tempo ci hai impiegato? Sì, allora il tema di quest'anno era per il compleanno del SIGEP che compie 40 anni. Ok. Quindi il tema era un po' libero, però comunque doveva riguardare la fiera, quindi dolci, cioccolato, caffè magari. E come potete vedere dall'immagine io mi sono lasciato ispirare un po' così, sì, da questi temi un po' giocosi, un po' un mondo molto dolce, diciamo. Certo, ed è andata gran bene. Ti ricordi all'incirca in quanti partecipanti eravate, quanti sfidanti? Beh, sono sempre tanti che partecipano, vengono da tutta Italia. Ok. E quest'anno appunto per i 40 anni, oltre a me che sono il vincitore, erano presenti anche tutti i vincitori delle scorse edizioni, una specie di Walk of Fame di tutti gli anni passati. Insomma ragazzi, se volete venire sappiate appunto che a Padova abbiamo il campione italiano di cake design, quindi dovete assolutamente venire ad assaggiare anche una delle sue creazioni. In bocca al lupo per il tuo percorso. Crepi, grazie e ancora mille. congratulazioni da tutti noi sgaialandiani. Rendezvous.